Le campane suonano a slancio, e cioè il battaglio percuote il bronzo mentre la campana effettua la risalita, per cui il battaglio non cade e rimane appoggiato sul bronzo, ma lo colpisce proprio come uno schiaffo. È il sistema che probabilmente rende maggiormente le qualità sonore del bronzo. Le campane attualmente le vedete nella posizione a riposo, cioè con la bocca verso il basso. Adesso i campanari nella loro esecuzione effettueranno una manovra per portarle con la bocca verso l'alto. Questa particolare operazione viene definita la scappata. A un segnale convenuto le campane sincronicamente si muoveranno e suoneranno fino a raggiungere la posizione stabile, in equilibrio con la bocca verso l'alto. Poi, sempre a un altro segnale che darà uno dei campanari, eseguiranno quello che viene chiamato il doppio o il pezzo in piedi, che è una sequenza di suoni, di rintocchi ben ordinati secondo una sequenza stabilita e definita. Col nostro sistema si utilizzano di solito 4 campane, la maggior parte dei concerti sono in accordo di maggiore, quindi non si eseguono dei brani musicali, ma si eseguono un'esecuzione che prevede un certo numero di suoni ben definiti. Alla fine i campanari, con un'operazione che viene chiamata la calata, le riporteranno nella posizione a riposo come le vedete adesso. Il brano che verrà eseguito è chiamato Le 24 di San Bartolomeo. Se fossi fatto proprio in 4 mi beh, lo chiede per 25 lo stesso, dai. Adesso fa un po' per due lato, non deve essere quello. 23 o 25? Sì.
Che adesso verrà fatta viene chiamata nel gergo le tirabasse. Le campane non vengono portate nella posizione a bicchiere, ma vengono alternate rimanendo circa a una metà strada e vengono scambiate fra di loro. Applauso al gruppo Campanari di Bologna Stanislao Mattei.